Maria Luisa Guadin, sindaco del comune di Cazzano di Tremigna, sono sindaco da 3 anni e è la mia prima esperienza. Cazzano di Tremigna è un piccolo paese della Lessinia di circa 1500 abitanti. È un territorio piccolino ma nello stesso tempo molto prezioso perché presenta delle peculiarità molto importanti e molto specifiche. Abbiamo la fortuna di avere nel nostro centro del paese il lago della Mora con la statua di San Giovanni Nepomuceno e quindi per noi è un gioiello che possiamo considerare prezioso per il nostro piccolo paese. Abbiamo beneficiato dei fondi del GAL Baldo Lessinia e abbiamo realizzato in questi ultimi anni la Vecchia Via della Lana, che era il progetto insieme con altri 6 comuni, e inoltre siamo riusciti anche a restaurare una fontana nella nostra frazione di Campiano. I lavori sono ancora in corso, però ne sta uscendo un bellissimo intervento. Contiamo di poter magari accedere anche ad ulteriori bandi, le idee ci sono e quindi speriamo di poter essere coinvolti ulteriormente per il nostro territorio, che per quanto piccolo però ha delle peculiarità che vale la pena far conoscere. Infatti il merito del GAL, diciamo, è proprio quello di far valorizzare tutti i comuni, anche i più piccoli, che a volte sono i più dimenticati, che hanno più bisogno perché hanno meno risorse disponibili, e quindi benissimo gli interventi che il GAL fa e noi siamo veramente contenti di farci parte.